Va avanti. Va avanti. Buonasera a tutti. In apertura, buonasera a tutti. In apertura del Consiglio chiediamo un minuto di silenzio per la scomparsa dell'emerito patriarca Marco Cè, avvenuta a mancare il 12 maggio di questo mese.
Grazie. Adesso diamo inizio al Consiglio. Invito il segretario comunale Castellapello. Il sindaco Teo Sabrina, Dorino Matteo, Guglielmini Pierino, Busto Francesco, Anselmo Luca, Pellegrino Lorenzo, Zusso Alessandra, Marchesan Rocco, Bortoluzzo Fabrizio, Tonon Fabrizio, Minoia Giovanni, Zannon Antonio, Giro Marco, Paolino Alessandro, Fava Marco e Commisso Giovanni. 2 assenti. Grazie. Si procede ora alla nomina di 3 scrutinatori. Vengono scelti il consigliere Tonon, il consigliere Pellegrini e il consigliere Busso. Apriamo il consiglio con le comunicazioni del sindaco. Prego il sindaco. Grazie Presidente, buonasera. Sono stati designati i nuovi referenti di zona le seguenti persone: Rocco Marchesan per San Giorgio di Vivenza, Marco Giro per Marango, Ottava Presa San Gaetano, Francesco Busso per Sansonessa, Lorenzo Disiotto per Altanea, Donavera del Porto Santa Margherita, Giovanni Commisso per Falconera, Tiziana Baradel per Cacognani Cacotoni, Bortoluzzo Fabrizio per Santa Margherita. Per Brussa e il Castello di Brussa, in attesa della designazione, assumeranno la funzione di referenti di zona i singoli assessori secondo la rispettiva delega. Il secondo comunicato riguarda un aggiornamento sulla città metropolitana. Si riferisce, in esecuzione della delibera numero 66 del 17 settembre 2012, con la quale il Consiglio Comunale, approvando l'ordine del giorno sull'istituzione della città metropolitana, conferiva mandato al Sindaco e alla Giunta Comunale di riferire puntualmente al Consiglio stesso sugli sviluppi del percorso istituzionale in itinere. Lo scorso 23 novembre 2012, con deliberazione di pari data, si è insediata per la prima volta la conferenza metropolitana nella composizione di cui l'articolo 18,3 bis del decreto legge numero 95 2012. L'articolo 1,115 della legge 24 dicembre 2012 numero 228 legge di stabilità per il 2013, il legislatore italiano, al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale e al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto legge 6 luglio 2012 numero 95, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato, aveva sospeso fino al 31 dicembre 2013 l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201, sospendendo quindi da un lato il processo di trasferimento ai comuni delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alle province, dall'altro il procedimento relativo all'istituzione delle città metropolitane. Con successiva legge ordinaria 7 aprile 2014 numero 56 è stata istituita la città metropolitana con decorrenza immediata, attribuendo al sindaco del capoluogo di indire le elezioni in una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. Detta conferenza statutaria dovrà terminare i suoi lavori entro il 30 settembre 2014, trasmettendo al Consiglio metropolitano la proposta di statuto. Entro il 30 settembre 2014, sempre su impulso del sindaco del capoluogo, si dovranno svolgere le elezioni al Consiglio metropolitano e si insedieranno sia il Consiglio metropolitano con membri elettivi, sia la conferenza metropolitana composta da tutti i sindaci. Entro il 31 dicembre 2014 il Consiglio metropolitano dovrà approvare lo statuto. Dal 1 gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province
e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi in esercitano le funzioni. Alla predetta data, il sindaco del comune capoluogo assumerà le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana creerà con il proprio statuto i propri organi, assumendo in aggiunta anche ulteriori funzioni proprie previste dalla legge che saranno specificatamente delegate dallo Stato o dalle Regioni. In data 6 maggio 2014 si è tenuta in Venezia con il sindaco del capoluogo, la presidente della provincia di Venezia e i sindaci della provincia di Venezia una riunione interlocutoria nel corso della quale si è deciso che le prime elezioni si sarebbero dovute tenere successivamente alle elezioni amministrative di domenica scorsa. Ad oggi siamo pertanto in attesa dell'indizione delle elezioni. Grazie Sindaco. Passiamo ora al secondo punto del giorno. Se ci sono delle interpellanze. Grazie Presidente. Interpellanza con risposta scritta. Utilizzo dell'imposta di soggiorno. Il gruppo consigliare Noi per il bene della nostra città chiede all'assessore al turismo Francesco Cusso di rendere noto: primo, cosa ha programmato di fare l'introito previsto dal gettito dell'imposta di soggiorno; secondo, quali manifestazioni andrà a finanziare; terzo, il calendario delle stesse e tutto ciò che prevede la legge in base all'applicazione dell'imposta di soggiorno; 4. Quali contributi vengono dati da associazioni, consorzi ed enti vari che operano per la promozione e valorizzazione del nostro territorio e la ragione dello stesso. Grazie. La seconda interrogazione con risposta scritta al prossimo Consiglio Comunale, visto l'importanza del tema trattato. Oggetto: avviso di garanzia. Il gruppo consigliare Noi per il bene della nostra città chiede al signor Sindaco Striuli di chiarire e soprattutto di rendere edotti tutti i cittadini di Camole di quanto apparso sulla stampa, alleghiamo articolo del Gazzettino, di un avviso di garanzia per falsa testimonianza nei confronti dello stesso Sindaco. Sappiamo che esiste un segreto di istruttoria, partendo dal presupposto del principio di non colpevolezza, tuttavia ci pare doveroso di far luce sulla vicenda, che ad oggi pare assai incerta nella sua soluzione finale e dà adito a dubbi che potrebbero pregiudicare anche l'attività amministrativa. Rispetto del ruolo istituzionale di rappresentanza che riveste, noi per il bene della nostra città le chiediamo una volta per tutte una risposta trasparente dal Sindaco. Grazie. Ci sono altre interpellanze? Va bene, diamo quindi seguito al Consiglio con il secondo punto del giorno, petizioni in merito all'installazione all'intitolazione di Piazza Matteotti. La relazione al Sindaco. Prego Sindaco. In data 29 aprile 2014 è pervenuta al protocollo comunale una petizione per intitolare l'attuale Piazza Matteotti al maestro Pietro Dall'Oro, di cui do lettura. 23 anni fa, nell'ottobre 1991, all'età di 74 anni, moriva il maestro Pietro Cavaliere Dall'Oro, professore, direttore didattico, oltre che Cavaliere della Repubblica e ufficiale del Regio Esercito Italiano nella Seconda Guerra Mondiale, col grado di tenente e capitano nel corpo dei bersaglieri. Ma soprattutto maestro per le generazioni di Carlotti che lo hanno avuto quale insegnante e educatore quasi secondo padre. Nato il 22 novembre 1914 a Ceggia, dopo la formazione presso l'Istituto Artigianelli di Venezia e l'Istituto Don Orione a Tortona e l'attività di insegnante a Jesolo, Torre di Fine di Verone, nell'anno scolastico 1952-53 si trasferì a Cavole, dove svolse fino al 1978, anno in cui ottenne la nomina direttore didattico, l'attività di insegnante alla scuola elementare. Una missione educativa prima ancora che di istruzione, date le condizioni in cui la nostra cittadina si trovava all'indomani della guerra. La sua opera, mirabilmente raccontata nel libro Pane al pane, vino al vino, vita di un educatore, il figlio dottor Alessandro Dall'Oro, scritto e pubblicato lo scorso dicembre 2013. Si racconta non solo il maestro Pietro Dall'Oro, ma anche e soprattutto l'amorevole padre di famiglia e l'uomo nel suo impegno politico e sociale, scevro da condizionamenti e opportunismi, sempre orientato dall'onestà morale e intellettuale che tutti gli hanno sempre riconosciuto in vita. Purtroppo Cavole lo ha dimenticato a post mortem,
un importante uomo di cultura, di impegno e partecipazione sociale, non ha avuto ancora la giusta, anzi la benché minima considerazione e celebrazione. In questa petizione i sottoscrittori chiedono al sindaco della città di Caore di riparare a questa deplorevole più che ventennale dimenticanza, dedicando al nome di Pietro Dall'Oro, maestro ed educatore, l'attuale piazza Matteotti, ossia il luogo che più di ogni altro rappresenta l'operato del nostro caro maestro Dall'Oro, ossia dove un tempo sorgeva l'asilo scuola Monumento ai Caduti, in cui si tennero le prime classi di scuola elementare di Caore, e adiacente la sua Andrea Baffina, nella quale più generazioni di caolotti hanno frequentato le classi di scuola elementare ed anche la prima biblioteca, istituita anche questa da Pietro Dall'Oro con spirito di volontario e gratuito altruismo. Inoltre i primi firmatari di questa petizione, riuniti in comitato, chiedono che l'amministrazione comunale di Caore patrocini e dia le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di una giornata memoriale intitolata Simposio Culturale Maestro Pietro Dall'Oro, da tenersi nella piazza stessa a cadenza annuale in un giorno prossimo al 22 novembre, durante la quale saranno attivate iniziative culturali e artistiche, tra cui la proiezione di tesi di laurea inerenti Caore. Confidando nella convinta accettazione di quanto chiesto, rivolgiamo estinti saluti, seguono le firme. In attivazione della procedura prevista dall'articolo 42 dello Statuto Comunale, la petizione è stata portata all'informativa della Giunta Comunale in data 30 aprile 2014, la quale ha espresso parere favorevole quanto al recupero della memoria storica del maestro Dall'Oro e parere contrario relativamente al cambio di denominazione della piazza Matteotti, anche per le difficoltà e i costi burocratici di riflesso. A seguito nota 9 maggio 2014, il responsabile dell'ufficio anagrafe in data 15 maggio 2014 ha fornito le sue deduzioni, segnalando tra le altre questioni la necessità, prima di procedere alla eventuale ridenominazione, di ottenere preventivamente l'approvazione della sovrintendenza, all'esito della quale si potrà pervenire alla modifica con deliberazione di giunta comunale, alla successiva trasmissione al prefetto, all'ottenimento del parere della Deputazione di Storia Patria e infine alla sostituzione delle relative tabelle. L'argomento è stato portato ed esaminato nella seduta della terza commissione consiliare in data 22 maggio 2014, la quale ha sostanzialmente condiviso il parere espresso dalla Giunta Comunale, ribadendo il parere contrario al cambio di denominazione di piazza Matteotti, ma con l'invito a valutare una possibile intitolazione al maestro Dall'Oro al recupero della sua memoria, anche di strutture o immobili di proprietà comunale quali sale, parchi o nuove piazze e strade. Data la natura partecipativa della petizione, si è optato per una soluzione che preveda un confronto con i cittadini firmatari della petizione stessa, al fine di individuare consensualmente il sito più idoneo all'intitolazione. La presente vale quali informazioni ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto Comunale. Ci sono interventi? Prego, consigliere Tonori. Siccome, tra parentesi, nell'ordine del giorno ha messo comunicazioni, stiamo dunque aprire un dibattito, no? Sì. Allora, nella petizione c'è questa richiesta che comunque non esclude specialmente, al di là di questa petizione, che l'amministrazione comunale o le amministrazioni comunali non possono avere l'autorevolezza di poter intitolare, comunque neanche cambiare nome a una casa o a una via. È un diritto, credo che sia un diritto da parte delle amministrazioni comunali qualora si riscontrano le motivazioni. In questo caso credo che, per dire solamente perché c'è da fare avanti una procedura con il prefetto, oppure che ci sono dei cambi di indirizzo e quindi si possa creare del danno nei confronti dei cittadini, non dia il giusto valore alla persona di cui stiamo parlando. Non ci sono termini
esclusivamente tecnici che possono impedire a un'amministrazione comunale, possono impedire un'amministrazione comunale anche di fare delle scelte decise radicali come quella di cambiare l'intitolazione anagrafica. Però al di là di questo, oltre a questo, devo dire, chiedo che sicuramente saranno stati informati i firmatari, come avevamo parlato in commissione consiliare, sul prosieguo di questa presa in considerazione. E non so, è importante anche la seconda proposta, che è quella del simposio culturale Maestro Pietro Allora. Vorrei capire se già è arrivata una richiesta di patrocinio al sindaco per poter attivare questa giornata memoriale intitolata al simposio culturale Maestro Pietro Allora. E se questo comitato tiene, credo anche la città di Caore, al riconoscimento del maestro, si debba anche procedere da un punto di vista del riconoscimento del patrocinio a questa giornata. Poi noi come gruppo costituito di noi per il bene della nostra città, pensiamo che se parte dell'amministrazione si procede con questo vaglio, questa procedura, si debba sicuramente fare un sito che sia nei pressi delle scuole, dei giardini o della piazza che ci sono dietro le scuole. Altro non ravvedo, devo dire che i firmatari sono 35 e comunque la petizione, tutte le petizioni devono essere considerate. Devo dire che non solamente questioni tecniche devono amare la procedura da parte dell'amministrazione per delle decisioni forti come quelle di titolare o cambiare via o piazza, la denominazione di una via o di una piazza. Grazie consigliere Tonon. Se ci sono altri interventi, altrimenti facciamo rispondere al sindaco. Prego sindaco. Allora, per quanto riguarda l'applicazione del sito alternativo, attendiamo di fare l'incontro per confrontarci con le idee con i soggetti che hanno firmato la petizione. Non spaventano certo le difficoltà burocratiche e i lunghi tempi. Per quanto riguarda la richiesta secondaria contenuta nella petizione, ad oggi non so se è stato protocollato una richiesta di patrocinio, comunque non è stata posta alla mia attenzione, ma suppongo che i soggetti firmatari attendino quantomeno l'incontro di cui sia stata data loro comunicazione prima magari di formalizzare la richiesta. Bene, se non ci sono altri interventi passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: gestione associativa del servizio intercomunale di protezione civile, approvazione schema di convenzione. Espone l'assessore Busso. Prego Busso. Sì, buonasera a tutti, buonasera Presidente, buonasera Sindaco e consiglieri. Premesso che la provincia di Venezia, con la deliberazione del Consiglio numero 1292 del 26/7 del 2001, ha approvato il piano di emergenza di protezione civile, con il quale il territorio di competenza è stato suddiviso in ambiti territoriali omogenei, ai sensi dell'articolo 107 della legge regionale 11 del 2001. All'interno di tali ambiti viene auspicata la costituzione di strutture intercomunali aventi lo scopo a di riunire le associazioni di volontariato esistenti e coordinare le iniziative.
B. Di fronteggiare con attività comuni in relazione alle aree omogenee di rischio le eventuali situazioni calamitose o di emergenza, concorrendo al ripristino delle condizioni di normalità delle aree interessate. C. A migliorare anche con l'uso di adeguati supporti tecnologici e informatici le conoscenze del territorio e dei rischi in essi presenti. Atteso che l'evoluzione del quadro normativo negli ultimi anni ha innescato un processo di decentramento amministrativo caratterizzato in primo luogo da un incremento esponenziale delle funzioni e dei servizi che ogni singolo comune sono chiamati a svolgere, e in secondo luogo ad un ridimensionamento delle risorse e dei trasferimenti statali. I comuni devono conseguentemente affrontare con alcuni cambiamenti sostanziali al fine di rispondere al nuovo ruolo che viene loro affidato nel governo della gestione dei propri territori e delle proprie comunità. Non ultimo, un processo di riorganizzazione che consenta anche, mediante la realizzazione di forme efficienti di servizio associativo delle funzioni e dei servizi, di mediare la realizzazione di forme efficienti di servizio associativo, ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficienza dell'azione. La legge regionale numero 18 del 2012 disciplina l'esercizio associativo delle funzioni e dei servizi comunali e intendimento delle amministrazioni comunali facente parte all'ex mandamento portoghese avviare la gestione associativa di varie funzioni attribuite ai comuni attraverso un processo graduale e ordinato che consenta una progressiva e crescente condivisione delle attività e dei servizi. In questa prospettiva i comuni di Portoguaro, Caore, San Michele, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Annone Veneto, Telio Veneto, Cinque Maggiore, Fossata di Portoguaro, Pramaggiore e San Michele Tagliamento intendono intraprendere delle esperienze di cooperazione e collaborazione nell'ottica di migliorare la qualità e la quantità dei servizi presentati per rispondere in modo puntuale ed esigente delle collettività locali. I comuni che con popolazione fino a 5.000 abitanti sono chiamati a svolgere obbligatoriamente in forma associativa, in attuazione dell'articolo 19,1 della legge numero 95 del 06/07/2011, legge poi riordinata del 7/8/2012 numero 35 successive modifiche, la formazione delle fondamentali ivi indicate. Dall'articolo 3,1 della legge regionale numero 18 del 27/4/2012 dispone che il limite demografico minimo che deve raggiungere l'insieme dei comuni tenuti dall'esercizio associativo delle funzioni fondamentali è fissato a 5.000 abitanti. Dato atto che in data 17/9/2000 è stata stipulata una convenzione per l'istituzione di un servizio intercomunale di protezione civile tra i comuni di Portoguaro, Annone Veneto, Caore, Cinque Maggiore, Concordia Sagittaria, Fossata di Portoguaro, Guaro, Portoguaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Telio Veneto e San Stino di Livenza, che coincide territorialmente con il COM del portoghese, così come definito dal piano provinciale di emergenza della provincia di Venezia, che tale servizio è stato denominato Servizio Intercomunale di Protezione Civile del portoghese, che lo scopo di detta convenzione è attuare anche in forma unitaria attraverso il coordinamento dei comuni aderenti gli interventi di protezione civile rivolti a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti, gli ambienti dai danni derivati dalle calamità naturali o da eventi calamitosi in genere. E allo stato attuale la convenzione è scaduta, ma che, attesa la particolare delicatezza e le funzioni, sono svolte da tale gestione associativa nelle riunioni dei comuni del servizio intercomunale della protezione civile del distretto 01 portoghese del 23 ottobre 2013, che è deciso di rinnovare senza tra l'altro l'accordo del servizio intercomunale, di dare atto alla prosecuzione delle attività della Convenzione mantenendola in vigore fino alla sottoscrizione di una nuova intesa con la quale dar vita a una nuova forma di unione tra i comuni in forma associativa, ovvero a un servizio associato intercomunale per servizio di protezione civile.
Dato atto altresì che nella riunione dei comuni del Servizio Intercomunale della Protezione Civile del distretto Venezia 1 Portuarese del 17 febbraio 2014 è stata approvata la bozza di convenzione per la gestione associativa delle funzioni di pianificazione, di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. Visto lo schema di convenzione per la gestione associativa delle funzioni di partecipazione, di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, allegata alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale alla quale si opera rinvio per un'attesa descrizione di termini in esso contenuti. Ci propone il seguente dispositivo. 1. Di costruire tra i comuni di Arrone Veneto, Caoli, Centro Maggiore, Concordia Sagittaria, Fossata di Portogruaro, Coguaro, Porto Gruaro, Pramaggiore, San Michele Tagliamento, Teio Veneto, Sastero di Livenza, il servizio intercomunale di protezione civile del Portuarese per la gestione associativa delle funzioni di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi. 2. Di approvare lo schema d'accordo quadro allegato sul 1 alla presente delibera, farne parte integrante e sostanziale che si compone in 15 articoli. Di dare atto che il sindaco provvederà alla sottoscrizione della convenzione in rappresentanza dell'ente. Grazie Assessore Russo. Ci sono interventi? Abbiamo Assessore Teso. Scusi, consigliere Teso. Assessore Teso. Io volevo fare, visto che si parla di protezione civile, tre domande all'assessore che comunque è sempre stato attento a questo tipo di servizio. Le chiedo, Assessore, se sa dirmi in questa sede quanti sono i volontari della protezione civile ad oggi del Comune di Caorle, quanto stanzia il Comune di Caorle a titolo di contributo per la protezione civile e se mi sa dire anche quante sono le spese, se ha un rendiconto o qualcosa, di quelle che sono le spese di affitto, di funzionamento e di quant'altro, e quindi anche altre eventuali spese. Sì, se mi può fare la distinzione e poi se si può, ve lo chiedo in via così, sapere la rendicontazione anche a ogni fine anno, visto considerato che il lavoro della stessa e soprattutto dei volontari è lodevole e quindi di avere a fine anno anche una proposta, cioè da parte sua un rendiconto su tutto quello che è la gestione della protezione civile. Grazie. Sì, la ringrazio Costeca, Teso. Della delibera che io ho appena detto non c'è niente precedente di quello che lei mi chiede, quindi io non ho niente da rispondere per il momento, grazie. Sarà un'altra occasione dove risponderò alle sue domande. Abbiamo consigliere Teso. Sì, non volevo assolutamente metterla in imbarazzo, chiedevo solo, visto che l'argomento è protezione civile e si parla comunque anche di un nuovo accordo, solo questo, evidentemente preparerò, giustamente come dice lei, perché magari non ha niente sotto mano, comunque vedo che c'è anche il responsabile in sala, potrà chiedere, non c'è nessun tipo di problema. Grazie per la sua risposta che non è stata soddisfacente. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Tomou. Allora, volevo fare, prima di entrare nella questione volevo chiedere come mai in questa convenzione si adottano due tempistiche. Ci sono 4 anni la durata della convenzione. No, il Comune capofila ottiene il mandato per 4 anni. Questa convenzione dura 5, che non si è pensato in amministrazione, che le amministrazioni poi non cavano parallele nella gestione. Poi però c'è un motivo per questo. Poi farà anche subito gli altri, segnalete all'assessore Russo, poi vorrei che si entrasse nella questione degli articoli 7 e 8, cioè il patrimonio e le risorse finanziarie. E poi un appunto anche sull'articolo 8. Cioè, il patrimonio viene conferito completamente a questa nuova
organizzazione che si attua con la convenzione e quindi tutti i beni di proprietà delle amministrazioni comunali vengono consegnati a un unico al capofila, e qui si parla che poi possono essere dati in comodato. Quindi mi interessa capire il patrimonio, l'attuale patrimonio dell'amministrazione comunale di Caorle e fine che tipo di organizzazione e gestione ha all'interno di questa convenzione, di questo gruppo di coordinamento. Poi per quello che riguarda le risorse finanziarie, È la stessa domanda che chiedeva. no, Ok, sto parlando dell'articolo. No. chiedo scusa. La presunzione quello che riguarda le risorse finanziarie che spettano poi alla conferenza dei sindaci che coordinerà questo tipo di attività. C'è già un'idea o questo Consiglio Comunale fa un atto di fede nell'approvazione di questa convenzione con questo articolato e poi il Consiglio Comunale non verrà mai interpellato sulle risorse, se non quello che è la destinazione probabilmente del bilancio di programmazione. E questo regolamento interno verrà gestito per la gestione dei magazzini, l'utilizzo delle dotazioni, terrà conto di alcune questioni particolari dei comuni. È chiaro che sicuramente nella gestione dei mezzi o delle attrezzature comuni rivieraschi e per un problema anche di fiumi potrebbero essere colpiti anche comuni interni, ma sicuramente probabilmente i comuni di Caorle e San Michele del Tagliamento avranno sicuramente maggiore attività, diciamo di no. Quindi questo regolamento interno qui lo gestiranno sempre i sindaci e quindi non verrà posto l'attenzione delle amministrazioni comunali intese come consiglio comunale. Quindi sono queste tre questioni che comunque riguardano la gestione, non la gestione civile di Caorle, ma la gestione del patrimonio, delle risorse finanziarie e del regolamento su queste dotazioni e sull'attività, che vorrei avere un chiarimento. Grazie consigliere. Allora, rispondo al consigliere Tonò. Nella prima richiesta, come mai 4 anni e la convenzione dura 5, è una decisione fatta all'interno dei tavoli dei sindaci del mandamento del Portovarese per dar modo di una gestione omogenea sul passaggio dei capofila. Il capofila sta in carica 4 anni, subentra, ma la gestione dei sindaci è unitaria, la funzione degli assessori di riferimento o dei sindaci sono gli stessi che durano in carica 5 anni. Quindi questo è stato previsto per mantenere un po' il ritmo della protezione civile. Per quanto riguarda invece la gestione del patrimonio, volevo intanto approfitto per ringraziare tutti i volontari di Caorle e del mandamento di Portoguaro per il lavoro che svolgono in continuazione della protezione civile. Inoltre, vede, i nostri volontari nel tempo si sono modificati come si sono modificate tutte le cose. E attualmente per diventare volontari della protezione civile bisogna fare dei corsi di aggiornamento che durano parecchie ore. Bisogna andare in regione, superare dei ruoli importanti e anche essere in condizioni fisiche omogenee per intervenire in qualsiasi evento. Quindi tutti gli operatori che noi abbiamo a Caorle dobbiamo ringraziarli perché si dedicano oltre al volontariato anche alla preparazione e alla preparazione e all'adeguamento delle loro mansioni.
Poi a Caule abbiamo sì la problematica dell'acqua alta piuttosto che l'incendio in Valle Vecchia, e quindi i nostri operatori stanno preparandosi a questi eventi. Noi abbiamo degli operatori che hanno l'incarico con le motopompe per andare a svuotare nel caso di acqua alta o nel caso che venga degli acquazzoni che riempiono i scantinati. C'è anche questo tipo di intervento, quindi abbiamo delle persone incaricate solo a questo tipo di intervento perché fanno un corso di aggiornamento e sono titolate a fare questo ruolo. Ora la protezione civile non è più un volontariato 360 gradi aperto, è molto selettivo, quindi anche nel dire quanti sono i volontari, dobbiamo dire quanti volontari sono con la struttura adeguata per poter intervenire. Questa è una domanda un po' più sensata, perché il volontario in sé per sé non esiste più una figura generica, esiste la figura del chi sa tagliare con la motosega, chi sa usufruire delle pompe d'acqua, cioè è tutto un insieme di strutture che nell'insieme formano il servizio di protezione civile del mandamento o del comune di Caule. Per quanto riguarda la gestione del patrimonio e della situazione, anche qua, certo che Caule ha una valenza più per le difficoltà che possono essere rilevate dall'acqua alta, dalla preparazione di coperture sugli argini per fare i muri. Nel nostro Rio abbiamo fatto anche nel mese di novembre un'esercitazione notturna con i volontari della protezione civile. Io e il signor Sindaco eravamo presenti, c'era presente la squadra dei Vigili del Fuoco, c'era presente il responsabile regionale per vedere il livello della capacità dei nostri operatori, e dico nuovamente li ringrazio perché hanno dato modo all'amministrazione di dimostrare la capacità e la bravura che i nostri operatori hanno. Ecco. Quindi sì, noi abbiamo le risorse per il nostro tipo di intervento, abbiamo anche le risorse che ci vengono dall'intercomunale, ecco perché ci avvaliamo tutti insieme di questa struttura che noi andremo ora a votare per far sì che nel caso il comune di Caule abbia esigenze al di fuori dell'acqua alta, possiamo contare sull'intervento degli amici volontari dei comuni che aderiscono a questa convenzione. Faccio riferimento a quello che è successo negli ultimi 2 anni in Valle Vecchia, che ci sono successi 2 incendi sempre nel mese di luglio. L'amministrazione comunale ha mandato sotto la guida del Vigili del Fuoco i nostri volontari della protezione civile. I nostri volontari della protezione civile hanno dovuto avere il supporto dai volontari della protezione civile di Cavallino Treporti, perché erano loro, non i nostri, erano adeguatamente preparati per gli incendi boschivi. Ecco, come ripeto prima, ognuno di noi ha delle mansioni da fare all'interno di questa convenzione che andremo a approvare. Grazie. Prego, consigliere Toguri. Riformulo la domanda. Perché l'assessore non vuole parlare, io condivido che sono da ratificare, da elogiare i nostri volontari, ma riformulo la domanda. Patrimonio, articolo 7. Il patrimonio è costituito dal materiale, attrezzature, mezzi, dotazioni informatiche, ricce trasmittenti, eccetera, acquistati dal servizio intercomunale con contributo volontario di ciascuna amministrazione e quei contributi di altri enti pubblici, Stato, Regioni, mezzi, materiali e attrezzature possono essere affidati in comodato ai singoli comuni per i tenuti, in tal caso custodia, manutenzione e assicurazione sono a carico del comune differente. Il patrimonio del servizio intercomunale non affidato ai comuni dovrà essere inventariato e assicurato a cura del comune di Capofila al 31 dicembre di ogni anno. Tale spesa sarà a carico del servizio. Annualmente potrà essere predisposto il programma di acquisto, potenziamento e regolamento delle dotazioni da approvare dall'Assemblea dei Sindaci. Qui è scritto chiaramente che il servizio intercomunale provvede a rifornirsi di tutte le attrezzature e di tutti i materiali che servono, dotazioni informatiche comprese. Io ho chiesto, al di là di questo che è scritto e chiarito in modo perfetto l'articolo 7, il patrimonio, le attrezzature, non sto parlando di personale, ma
patrimoni, le attrezzature del comune di Cava entrano nel patrimonio della costituenda servizio intercomunale, comanda numero 1. Comanda numero 2, articolo risorse finanziarie, comune partecipa alla costituzione di una polizza di fondo per finanziare l'attività del servizio o una quota annuale, quindi qui non vado avanti, mi fermo qui. Questa quota annuale spetta alla decisione dei sindaci e va nelle casse del comune capofila. Questo consiglio comunale, questa città fa un atto di fede perché il consiglio comunale non verrà più interessato all'entità di questa quota la delice e si vedrà solamente in bilancio o c'è una possibilità che questo amministrazione, cioè che questo consiglio comunale lo deliberi in una fase successiva? La terza domanda è il magazzino l'utilizzo delle sottrazioni, il regolamento interno verrà e sarà un argomento esclusivo dell'associazione dei comuni per la protezione civile o questo regolamento passerà anche al vaglio dei consiglieri comunali di questo consiglio comunale? Quindi se sono queste risposte, credo che questo lo faccio queste richieste che se dobbiamo votare e accogliere questa convenzione, se lo dobbiamo fare per un atto di fede, se lo dite, no, se è solo un atto di fede. Grazie consigliere. Per il patrimonio dell'articolo 7, il patrimonio che è in dotazione del servizio della protezione civile del comune di Caule rimane del comune di Caule. Saranno i nostri volontari che vanno a intervenire se dovesse sentire a altri nell'intercomunale. Consigliere Tonono, non è che la proprietà dei mezzi del comune di Caule viene data in gestione intercomunale, non funziona così, no, questo no. Per quanto riguarda se viene messo nuovamente a bilancio dopo questo, no, e va solo l'articolo 7, allora viene fatto a pro capite il calcolo per la quota, viene fatto a pro capite dei residenti di ogni comune. Ogni comune versa la sua quota, è una quota annua e viene messa dentro nel bilancio. Poi non ci sono altri interventi, altre quote. Era questa la domanda che voleva farmi. Bene. Poi il regolamento, fatto una volta, non ripassa più al Consiglio Comunale. I consiglieri comunali lo